Salve a tutti, ciao bambini. Oggi ci troviamo nella sezione archeologica del parco, dove solitamente iniziamo con i nostri laboratori di archeologia, gli archeolab. E partiamo proprio da qua, da queste tre statuine nuragiche. Queste sono le copie dei bronzetti che sono stati trovati all'interno del pozzo di Sant'Ontine. Quindi partiamo dal concetto di questi probabilmente erano degli ex voto, comunque degli omaggi che sono stati fatti alle divinità, e partiamo da questo concetto, il concetto di dono, di omaggio, e vogliamo affrontare in questa attività il momento creativo che porta alla costruzione di una statuina. Andiamo nel nostro laboratorio. Allora bambini, eccoci qua nel nostro laboratorio, dove andremo a creare la nostra figurina. Io mi sono preparato dell'argilla. Se non avete dell'argilla potete utilizzare il pongo, oppure potete fare una pasta veloce con acqua e farina, e poi dopo potete iniziare ad impastare. Per lavorare, fare le vostre decorazioni, può andare bene una forchetta, un coltellino senza lama, stuzzicadenti, dei pezzettini di legno, tutto quello che trovate in cucina, senza creare troppo disordine. Però la creatività è la base di questo laboratorio. Io ho già realizzato un piccolo cangato qua, e adesso andremo a creare, vediamo che altro animale riusciamo a creare. Uno dei trucchetti che mi hanno insegnato i bambini in questi anni è che per iniziare la nostra scultura è sempre bene creare un salsiccione. Ho trovato l'argilla ed ecco qua un piccolo salsicciotto. Bisogna andare rapidi, altrimenti sia la creta che la pasta si asciugano e diventano troppo dure. Non preoccupatevi del risultato, e a volte, anche se non avete un'idea ben chiara in mente di quello che volete fare, a volte la forma vi suggerisce cosa creare. Vediamo questo, per esempio. Salsicciotto sembra un serpente. Oppure cosa potrebbe diventare questa? Vediamo un po'. Prendiamo questo, facciamo così. Un taglio sui lati, uno davanti, tiriamo giù, saltata fuori una zampetta. Facciamo lo stesso anche dall'altra parte e abbiamo un'altra zampetta anche da questa parte. Ok, vediamo di farne due anche dietro. Non è necessario che abbia 4 zampe. Se preferite un animale a 6 zampe, lo fate a 6 zampe. Ricorda un coccodrillo. Sì, è un coccodrillo. Allora, facciamogli un bel muso lungo. Tagliamo la bocca. Facciamo. Ecco. Andiamo su qui, 1, 2, facciamo dei buchi per respirare. Qua, tiriamo anche su qui, facciamo gli occhi anche qui, stuzzica dentro, il cacciavite è perfetto per fare gli occhi. Eccolo qua. Un coccodrillo, un geccodrillo, va abbastanza bene. Bene, va bene. Il nostro laboratorio è terminato, mi auguro che siate soddisfatti delle vostre statuine. Se non lo siete, riprovate, rifatele finché non siete soddisfatti, e mi raccomando, anche se non sono perfette non è un problema, l'importante è che le abbiate fatte con il cuore. Chi le riceverà sarà comunque felicissimo del vostro omaggio e del vostro dono. A questo punto rimettiamo tutto a posto, state a casa e ci vediamo presto. Ciao!